Nel momento cruciale della sua lotta contro la malattia, Biagio Conte, il frate missionario, continua a chiedere preghiera per se stesso e per tutti coloro che stanno soffrendo. Chi gli sta vicino sottolinea quanto forte sia il suo desiderio di ringraziare chi lo sta sostenendo. Le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti crescono giorno dopo giorno. Frate Biagio si trova ancora ricoverato. Da ieri è iniziato un ciclo di terapie contro il tumore al colon. Lo scrive in un post su Facebook lo staff di Biagio Conte, missionario laico molto noto a Palermo per la sua devozione alla causa dei poveri, che ringrazia quanti stanno pregando per lui in questo momento. Un grazie anche ai pochi che con le dovute autorizzazioni e rappresentanza sono andati a trovarlo in ospedale, come il vescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, il cardinale Romeo e il nuovo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Lo staff della missione Speranza e Carità rivolge anche un pensiero di riconoscenza, in particolare alla comunità musulmana di Palermo, che venerdì scorso si è riunita in preghiera per Fratel Biagio e per tutti gli ammalati. La comunità si è poi recata a trovare Fratel Biagio attraverso l'imam della moschea del Gran Cancelliere di Palermo. È stato un incontro di intensa umanità e fratellanza che ha rincuorato Fratel Biagio, che proprio per questo ci ha tenuto tanto a dare un pubblico ringraziamento.